Va ora in onda la rassegna stampa. Ho detto di no, ho detto di no, non ero io, no, è inutile che continuate, avete visto male. Qui in studio dicono che mi hanno visto a Sanremo nel pubblico a cantare e ballare cuoricini. No. Sì, e Vannacci mi ha pagato il biglietto, certo. Ragazzi, cioè, la faccione di Sammy Varinone lo riconoscete, avrei schizzato luce con questo bogione, non ero io, avete visto male, solo perché venerdì ero assente e tutti fanno i collegamenti, dove è andato Sammy Varin, perché non c'è Sammy Varin, l'ho visto a Sanremo Sammy Varin, no, smentisco categoricamente. Che poi in questo Sanremo ci siano state cose interessanti, che il Sanremo baudiano, così si scrive oggi sui quotidiani, sia piaciuto quanto quello progressista di Amadeus, anzi forse più, mi pare una verità, ma qualcosa mi dice che avremo modo di parlarne quest'oggi in rassegna stampa. Il buongiorno si sente dal Varin, buongiorno, certo, svegli allerta, soprattutto il nostro Francesco, wow, che look, sei passato dai cinesi, bene, bravo, non ti hanno rapato i cinesi, fai da solo. Bravo, no, è così che si fa assolutamente, anch'io io uso la macchinetta dietro, già che ci sono mi rapo anche un po' sotto le ascelle. Buongiorno da Sammy Varin, 7.31, si è riusciti a tirare le 7.31. Sì, abbiamo ancora le differenze di fuso orario da uno studio all'altro, è una cosa pazzesca, perché è una radio così grande la nostra, no? Che proprio ora che arrivi nell'altro studio c'è un altro fuso e quindi non si capisce mai a che ora cominciare. Buongiorno da Sammy Varin e buongiorno naturalmente a chi a quest'ora è già al lavoro, a chi al lavoro ci sta andando, a chi il lavoro proprio non ne parliamo, è finito da tempo, e quindi pensionati, ma anche voi purtroppo malati, allettati, che dal letto non vi potete alzare o magari vi alzate solo ogni tanto, lo so, è durissima, però ragazzi, il bello di essere insieme anche quest'oggi e poter commentare insieme le notizie del giorno in una radio come Radio Libertà, che è l'ultima radio che vi permette di fare una cosa del genere, direi che potete approfittarne. Per cui, per tutti voi che state andando a lavoro, voi che siete a casa per qualunque motivo, il nostro numero di WhatsApp è 340 6709 659, perché con questo numero da questo momento potete già scrivermi, e ci sono i furbacchioni che lo fanno, guarda lì Maurizio, no, subito, perché sanno che poi sono i primi che arrivano, no? E quindi così mi legge subito. Voi scrivete un WhatsApp al 340 6709 659 e Sammy Varin vi legge il vostro commento alla rassegna stampa alle ultime notizie. È il bello della nostra radio, diciamo che è la differenza della nostra radio rispetto alle altre. Poi alle 9 addirittura apriremo le linee allo 0292947222, quindi entrerete in onda in diretta e senza filtro per dire il vostro responso su quanto sto per raccontarvi. Subito un'occhiata alle agenzie della notte. L'ANSA, che ansia, apre con il vertice degli europei a Parigi. Stati Uniti e Russia si incontrano domani a Riyadh. I leader del vecchio continente con la NATO chiamati a raccolta da Macron a stretto giro per non essere esclusi dalla partita 2 tra Mosca e Washington. Putin invita Trump in Russia. Il presidente americano ribadisce Zelensky sarà coinvolto nei negoziati di pace. Gli USA vogliono il cessate il fuoco entro Pasqua. Insomma, un po' di nervosismo perché qui si fa le cose senza l'Europa e allora noi facciamo il vertice informale per far vedere che ci siamo. Sì, lo so, fa un po' ridere, ma d'altronde così è. Europa, oggi vertice di crisi a Parigi, leader da Macron, fare di più, ecco chi ci sarà, naturalmente noi ci siamo, perché veniva il dubbio anche che lo facessero pure senza l'Italia. Questa è l'apertura del Corriere, mentre Repubblica, vediamo come apre Repubblica, vedo, irritazione di Meloni per il vertice di Macron, prova a sfilarsi ma poi cede. Questa è la visione
Leone invece che ha il sito elettronico di Repubblica. Frega qualcosa neanche poi tanto, ma ci tuffiamo immediatamente nei quotidiani. Oggi lo facciamo ancora più strano del solito, quindi prima i giornaloni e poi a metà un po' di giornaletti. Questo perché? Perché all'interno dei giornaloni campeggiano tanti titoli anche su Sanremo e non ci salviamo, ragazzi miei. È finito Sanremo, avete visto, sentito chi ha vinto. Io manco lo conoscevo questo, però mia moglie Marta dice che no, ma è bravo, è un bravo ragazzo. Io non ho capito assolutamente nulla di ciò che cantava, anzi che gridava tale Olli con la Y, balorda nostalgia. Però sono contento ad esempio della posizione numero 2, Lucio Corsi, volevo essere un duro, mi piace, anche se piace, purtroppo l'ho scoperto leggendo oggi la rassegna stampa, piace molto anche la comunità LGBT, quella roba lì, e non ho capito perché. Tu dici un po' perché si traveste, perché si è pitturato la faccia di bianco. Ma a proposito, perché si è pitturato la faccia di bianco? Simone, tu hai capito, Francesco, Simone, chiunque ci sia in regia, l'avete capito sta roba? Perché si è pitturato la faccia di bianco? Perché adesso potrebbe anche diventare una moda, eh? Non è che mi arrivi qui domani pitturato la faccia di bianco, che già è tutto buio, ti prendo per un fantasma, eh? No, è una roba... Che significato può avere? Scherzi a parte, il tipo ci piace. L'abbiamo scoperto in ritardo pure noi al 4º album, ma ciò ci piace ancora di più perché vuol dire che in questi anni si è fatto tanta gavetta al di fuori dei giri importanti. Il terzo posto per Brunori Sass con l'albero delle noci, anche qui sto Brunori non l'abbiamo mai esaminato a fondo, non ci interessava, perché io, lo sapete, mi occupo di artisti indipendenti, ma indipendenti davvero, che non abbiano degli appoggi importanti, ecco. Però insomma ha preso il premio Bardotti per il miglior testo, oltre ad arrivare al numero 3, poi racconta anche qui storie vere. Cioè, una volta tanto non abbiamo avuto nei primi classificati, ma anche in generale, delle canzoni che inneggiassero alle violenze, a fare cose brutte, strane, vietate, come negli scorsi anni con la gestione Amadeus. E solo questo mi sembra una vittoria bellissima. Ma di questo parleremo nel corso della rassegna, e certamente alle 11.30 questa mattina vi faccio una sorpresina variniana. Alle 11.30 avremo con noi Patrizia Rossetti, storica della televisione, uno dei volti più noti, le televendite, ma ha fatto pure un Sanremo qualche annetto fa con un certo Claudio Cecchetto, se ben ricordo. Con lei alle 11.30, con Patrizia Rossetti, metteremo un po' il punto su questo Sanremone appena concluso. Intanto il Corriere. Kiev, il duello Europa-USA. Da Macron, vertice con alcuni dei leader UE, NATO e Starmer. A Riyadh, americani e russi senza ucraini. Meloni a Parigi con riserva, format debole, meglio un consiglio straordinario. L'analisi di Beppe Severnini, chi ha paura di Trump. Marco Galluzzo invece scrive: la Premier in retroscena, l'idea che Vance abbia ragione su alcuni punti. A Parigi alla fine Giorgia Meloni ci sarà, sul tavolo convocato da Macron la decisione su quale risposta comunitaria dare dopo le mosse di Trump che sulla trattativa di pace tra Russia e Ucraina ha tagliato fuori Bruxelles, le riserve della Premier italiana, i dubbi sulle ragioni di Vance e le telefonate con la Casa Bianca. Un fracco di roba quest'oggi sul tavolo, e io molta di questa roba farò a meno di mettervela sul tavolo perché altrimenti, insomma, quando una tavola è troppo imbandita sappiamo che le robe avanzano e ci dispiace buttar via anche le notizie. Aldo Cazzullo, oltre Sanremo, lacrime, critiche, noi e il brano di Cristicchi che farà storia. Solo qualche riga.
Ci sono opere senza tempo, come il battesimo di Gesù di Piero della Francesca, un quadro rinascimentale che potrebbe essere una tela simbolista di fine Ottocento o potrebbe essere stato dipinto ieri. Oppure, per venire alle canzoni, Il cielo in una stanza di Gino Paoli, che ha 65 anni ma è fresca come uno zampillo. Insomma, pare che la canzone di Cristicchi, lo sapete, quella dedicata alla madre, ma in generale un po' a tutti i nostri genitori anziani che diventano piccoli, si intitola Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi, che trasmetterò questa mattina alle 8:30. Pare sia senza tempo, quelle cose come un quadro che si potranno ascoltare anche tra 20 anni e saranno ancora effettivamente aggiornate col tempo. Certo, non abbiamo scoperto l'acqua calda, si invecchia, eccetera, eccetera, ma anche quella di Brunori, la stessa cosa, insomma, al contrario, vediamo i nostri figli, vediamo diventare grandi i nostri figli e tutto senza tempo. E allora, Aldo Cazzullo, lasciategli scrivere qualcosa, se no non si porta a casa la pagnotta. Centro pagina, brutte storie in questi giorni, il dramma della 25enne, la morte di Canfora che lavorava per Sorrentino. Le storie di Camilla Sanvoisin, ceramista e figlia di un produttore TV, aveva 25 anni, Camilla, Giacomo e la droga. E poi Luca Canfora, 51 anni, ritrovato senza vita nel mare di Capri nel settembre 2023. Capri, il mistero del costumista, Nurant, d'un semimarine. Sempre sul Corriere, ricchissimo quest'oggi, staremo qua tutta la mattina solo a leggere richiami della prima pagina, ascoltate me. Il quesito sui social, Salvini sonda la base leghista. Fine vita, tanti sì. Ci segnala Marco Cremonesi. Avrete notato, voi leghisti celoduristi, ma in generale voi che seguite il centrodestra sui social, Matteo Salvini ha lanciato questa domanda in questo weekend. Il sondaggio sul fine vita. Siete d'accordo oppure no? La stragrande maggioranza dei pareri della base leghista è stata a favore di una regolamentazione del fine vita, vedasi eutanasia. Cambiamo prima pagina. Mamma mia, quanta roba su Sanremo. Ma non lo leggo perché poi mi dicono stai su Sanremo. Ti sembra che io ma non c'ero a Sanremo, non era mio quel faccione. Sì, dicono che Sammy Varin era a Sanremo con Vannacci. Sì, eravamo seduti vicino, va bene. Il resto del Carlino, Ucraina, il controvertice di Parigi. Oggi il summit dei grandi paesi europei per rispondere a Trump. Intervista al ministro Foti, l'Europa torni a essere centrale, al via in Arabia i colloqui USA-Russia senza Kiev, gli Stati Uniti dicono tregua per Pasqua. L'ambasciatore Sequi, contano le garanzie della pace. Di spalla, quasi 2 secoli di storia, la democrazia americana, quel modello che ora vacilla, scrive Antonio Patuelli, siamo su QN Quotidiano Nazionale. L'affondo di Marina Berlusconi che ha dichiarato Trump vuole dividerci, non rottami l'Occidente. E infine, in arrivo un documento della CEI, il dibattito sul fine vita, Zuppi dice dignità è curare. Naturalmente gli altri richiami importanti quest'oggi su QN, che riguardano ad esempio gli sbarchi dei minori non accompagnati, baby migranti come fantasmi. E sappiamo che questi baby migranti purtroppo diventano poi quelli pericolosi. Orrore a Napoli, a 9 mesi sbranata nel lettino dal pitbull di casa, il papà dormiva. In centropagina, naturalmente, Elodie con Giorgia, ingiusto che non sia nei primi 5, il normalizzatore Conti, il mio Sanremo baudiano, festival, un caso, il podio senza donne. Ragazzi miei, è chiaro, è cambiato tutto, adesso c'è il festival meloniano e un podio senza donne, sarà stato anche l'ennesimo festival da record che ha visto prevalere un giovane bravo cantautore.
ma la 75esima edizione fa rumore soprattutto per l'assenza di donne tra i 5 finalisti. Giorgia solo sesta, ha fatto infuriare il pubblico sabato, e la collega Elodie, ma sta Elodie? Ma quando è che se ne sta un po' zitta? Ieri a Domenica In ha detto irrispettoso per la sua carriera. Carlo Conti intanto celebra il festival in stile baudiano dicendo lui mi ha insegnato così. Naturalmente una delle domande che Sammy Varin vi fa, cari ascoltatori, questa mattina è: vi è piaciuto di più il festival? E non cominciate a dire io non guardo il festival dal 47. Qualcuno di voi l'avrà pure visto. Vi è sembrato un po' diverso questo festival? 340 67 09 659. Oh, c'era Topo Gigio. Sacro Topo Gigio. Fatto sta, insomma, non ci sono donne nei primi posti, anche se qualcun altro ha fatto notare gli uomini che c'erano in queste primissime posizioni in classifica non hanno cantato canzoni patriarcali. Già, è vero, ma in fondo un pochino lo erano sicuramente, scriveva qualcun altro. Ma sì, questa è proprio malattia patologica, no? Sai quando sei maniaco? Molliamo, tossisci tu, tossisco anch'io, molliamo, adesso faccio tutto quello che fai tu, adesso così impari. Molliamo il quotidiano nazionale, andiamo sul Tempo, vediamo il Tempo. Il Duelli. Nel PD in crisi di identità è partito il Big Bang di metà legislatura, da Genova a Milano e Napoli, via libera alla fronda anti-Schlein. Ecco chi risponde davvero all'appello del nemico Franceschini. In prima pagina sul Tempo, il Duelli. Schlein quasi cotta, la solita ricetta del Nazareno. Don, do, do, don. L'intervista, la ricetta di Verini, no ai diktat sul fine vita. Ruffini, inutile un centro preso nell'area del PD. E Schlein ascolti Prodi. Interessa a qualcuno? Non ne sono convinto. Il vertice a Parigi, il fantasma di Ursula, e l'Unione Europea ci prova con Macron per contare nella pace di Kiev. Gli USA tregua entro Pasqua. A parte oggi, insomma, da Parigi, la lotta dell'Unione Europea per non restare fuori dal negoziato sull'Ucraina, che gli USA intendono condurre da soli con la Russia. Macron ha convocato d'urgenza una riunione dei principali leader europei per avere peso nelle trattative. Inviati USA sono a Riyadh per preparare l'incontro Trump-Putin. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo. Parla l'ambasciatore Checchia, ecco perché Meloni sarà il ponte tra Europa e USA per la pace in Ucraina. Gianluigi Paragone invece scrive, e giustamente, noi spegniamo pure la luce, stiamo attenzione, spegniamo qua, facciamo andare la lavatrice solo di notte, eccetera. Noi spegniamo pure la luce, tanto c'è l'intelligenza artificiale che la consuma. E abbiamo notato, non dal nostro contatore certamente, per ora, speriamo che non ci sia poi una quota intelligenza artificiale anche nel nostro contatore in futuro, ma sappiamo che questi cervelloni consumano moltissimo. Mentre Vittorio Zucconi, guardavè, dice è il nucleare l'unica chance per colmare il gap di energia. Ullala! Oggi Il Tempo è da comprare. Altra bella idea, invece, questa volta dei radicali, qui lo dico, qui lo nego, mi sembra una buona idea, ma dice, mi sono svegliato male? L'asse radicali centrodestra. Vittime della mala giustizia, arriva l'assegno riparatore. L'ingiusta detenzione di Zuncheddu, alla base della proposta di legge dei radicali. Praticamente sarebbe previsto un assegno mensile all'innocente che esce dal carcere, dal momento dell'assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno. Perché? Perché quando tu esci dal carcere con tante scuse dicendo oh scusa ci siamo sbagliati, e Zuncheddu si è fatto 30 anni e passa di galera, e non è che poi arriva il risarcimento dello Stato dopo una settimana, col cavolo, a volte passano 10 anni. E nel frattempo quella persona che fa, come fa a sopravvivere?
e soprattutto cosa se ne fa del risarcimento quando poi magari è vecchio vecchio. Beh, questa mi sembra una proposta interessante dei radicali, un assegno fino alla sentenza di risarcimento del danno, per sopravvivere, per garantire a quella persona una vita decente appena uscito da galera. Fatemi sapere cosa ne pensate. 340 6709 659. Io tra 10 minuti comincio a leggere i vostri messaggi. Sempre sul tempo, il tempo di Osho, Conti e il Sanremo dei record, la protesta per Giorgia esclusa, e nella foto c'è un'altra Giorgia che sorride e che dice: ma che te pensi che basta chiamasse Giorgia per i primi? E questa è la vendetta di Giorgia Meloni rispetto alla Giorgia cantante, che aveva sparato un po' sulla nostra premier, ma roba proprio leggera leggera. Moliamo il tempo e andiamo su Repubblica, il vostro quotidiano preferito. Titola quest'oggi: Ucraina piano europeo. Oggi la risposta a Trump dei leader dei paesi UE, di Gran Bretagna e NATO. Anche Meloni a Parigi, una forza di interposizione, un inviato ai negoziato, ipotesi Merkel. Gli USA, tregua entro Pasqua, sfida al Cremlino, migliaia in piazza a Mosca per ricordare Navalny. Ed eccoli qua tutti quanti a un anno dalla morte di Navalny, l'omaggio di migliaia di persone. Di spalla c'è Michela Marzano, ma anche sul tempo, poi magari vi leggo l'editoriale del direttore che è interessante, ma la Marzano titola: a Sanremo la fragilità del maschio. Senti qua, ve ne leggo solo qualche riga che so che siete allergici, però Olli, Lucio Corsi, Brunori Sass, Fedez, Cristicchi, i primi 5 classificato a Sanremo 2025 sono uomini. Tutti! Come se le donne fossero scomparse, di nuovo invisibili o comunque irrilevanti. E anche se le loro età variano, generazione X, Z, millennial, il dato di fatto resta: sono tutti inesorabilmente maschi. E già qua, insomma, potrei fermarmi perché, cioè, avete capito, non c'è neanche un gay, non c'è un transessuale, un pansessuale, uno che dichiara sì, sono maschio ma vorrei essere femmina. Cazzo, niente, sono tutti normali, per dirla alla Vannacci. Ma sono uomini che sono arrivati sul palco dell'Ariston con testi autentici, che raccontano difficoltà vere, fragilità vere, dice Michela Marzano mordendosi il labbro. C'è chi, come Olli, parla di un ragazzo che rimpiange un amore ormai dissolto. Lucio Corsi racconta di qualcuno che non è mai stato un duro. Brunori canta la paternità in attesa. Sono tutti uomini, sì, ma nessuno di loro parla la lingua della virilità tossica. Nessuno usa un linguaggio sessista o violento. Nessuno canta di donne da conquistare, possedere, punire o persino ammazzare se provano a riprendersi in mano la propria vita. Nessuno di loro era ora incarna il patriarcato. E noi naturalmente diamo un bacio in fronte a Michela Marzano, che si è accorta di questa cosa. È cambiato il Sanremo, è cambiato quello che l'ha inventato quest'anno, e forse c'è stata una scelta diversa anche delle canzoni. Che ne pensate? 340 6709 659. Siamo su Repubblica, tanto per ricordarvelo, che aggiunge: così il televoto ha rovesciato ogni pronostico. Tan da da da. Tu vuoi dire che tale Olli, con balorda nostalgia, è stato scelto da quelli che televotavano e anche spendevano soldi? Cos'erano? 50 centesimi? Oh, c'è gente che si è fatto fuori veramente la carica del telefonino. Che sia stato davvero pilotato. Balordanos, ma non era neanche napoletano questo, poi scusa, era di Genova. Anche qui fatemi sapere che fine ha fatto Giorgia. Meritava Giorgia? Era un po' stronza Giorgia, no? Chi delle due tu dici? Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Come mai Giorgia è finita laggiù in fondo nella classifica? Davanti invece alla tragedia che c'è in prima pagina da Acerra, in provincia di Napoli,
C'è poco da scherzare, forse da incazzarsi, è una napoletanata, l'ho detta io, ma io, sapete, sono un po' razzista in fondo, ma in senso buono, verso neri e verso meridionali, ma è un qualcosa di inconscio, e sono in cura chiaramente dallo psicologo del PD e prima o poi guarirò. Sbranata a 9 mesi dal pitbull di casa. Ad Acerra, in provincia di Napoli, il cane di famiglia, un pitbull di grossa taglia, ha azzannato e ucciso Giulia, neonata di 9 mesi che dormiva sul letto con il papà. Cosa strana che il papà è andato avanti a dormire, proprio quello ha fatto gnam e nessuno si è accorto di niente. Questa è la seconda versione, che ha fornito agli investigatori Vincenzo Lofredo, genitore 24enne, dopo aver parlato all'inizio di un'aggressione subita da un randagio in strada, che è entrato in casa e si è mangiato la figlia. La tragedia si è consumata in un appartamento del rione popolare Icesnei ad Acerra, provincia di Napoli. Intorno alle 23 di sabato l'uomo è corso verso la vicina clinica Villa dei Fiori, stringendo tra le braccia la figlia. E qua mi fermo, chiaramente, avete capito tutto quanto. Avere un cane, un molosso così pericoloso con una bambina così piccola, e già gliel'avevano detto che quel cane era problematico perché si era già mangiato un altro cagnolino. Dico niente, avete sentito qualcosa? Niente, non ho proprio aggiunto assolutamente nulla e vado immediatamente nei 5 minuti che mi rimangono, vado via da Repubblica, no, stampa no, subito, dai, magari più tardi, grazie. La verità di quest'oggi, l'ora più buia. L'Unione Europea vuol guadagnare anche se ha perso. Bruxelles ha affrontato la Russia a muso duro, con armi e sanzioni, illudendosi di avere una posizione di forza. Dopo 3 anni, migliaia di morti e miliardi di euro di danni. Putin tratterà solo con gli States e i leader europei si riuniscono fingendo di contare. Bella anche questa cosa, perché quella riunione di oggi, riunione d'emergenza a Parigi, ci ritroviamo tutti insieme, carbonari, fingendo di contare. Almeno tra di noi ci contiamo, c'è lui, c'è lei. Cremlino, Trump può venire quando crede. Piano degli USA, pace entro Pasqua. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, che come ben sapete la racconta in modo ben diverso rispetto agli altri quotidiani. C'è un motivo per cui quasi ogni volta che leggo la prima pagina ci bloccano su YouTube. A proposito, salutiamo gli amici di YouTube che tra poco appunto non ci sentiranno più perché sto per leggere il titolo principale. Grazie a chi ci segue anche sulla pagina di Lega Salvini Premier, della Lega Giovani, oltre che naturalmente di Radio Libertà. In centropagina Sarina Biraghi scrive: senza deliri LGBT Sanremo funziona lo stesso, anzi meglio. E anche qui, insomma, abbiamo cambiato il conduttore, non c'è più Amadeus, è cambiato proprio anche la sostanza di Sanremo, ordine e disciplina, attenti a non sgarrare, si è incazzato che l'altra sera hanno sgarrato di 6 minuti, niente battutine feroci sulla politica, sì, dai, Benigni qualcosina ha detto, dai, è stato simpatico, però proprio è puro, veloce, dai, via, ciao, grazie. Tossisco per portarmi avanti. Ma allora, com'è la situazione? Perché ha avuto più successo ancora del Sanremone precedente, questo Sanremone, e non c'erano gay, lesbiche, transessuali, gente in calzamaglia, cioè persino quello dei Maneskin era vestito da uomo. Forse ha capito. Sai che c'era quello che cantava Luca era gay, dopo un po' si capisce, diceva vabbè ho fatto una cazzata. Oppure ditemi voi, ho bisogno di voi. 340 6709 659, lo chiederò a ognuno di voi. Sempre sul quotidiano La Verità, l'agenda green disbosca il verde pubblico. Il PNRR, che sta sempre per una presa per il culo, no? Sembra proprio una pernacchia, prevede 6 milioni di nuovi alberi nelle città,
Tuttavia, in molti comuni, specie a guida PD, si sono visti soltanto abbattimenti massicci allo scopo di incassare, ma ben poche piantumazioni. Oh oh! Siamo sempre sul quotidiano La Verità. Noi lo sentiremo alle 9, ma oggi c'è Riccardo Molinari intervistato dalla Verità. La rottamazione non esclude altri tagli sulle tasse. Sarà proprio la prima domanda che gli facciamo, capire, perché anche sul quotidiano Il Giornale c'è questo duello aperto tra Lega e Forza Italia, Salvini per la rottamazione e Forza Italia per il calo dell'IRPEF. C'è bisogno di entrambe le cose, devo dirvi la verità. Ma quale fare per prima? Ci pensiamo. Intanto, ultima segnalazione dalla Verità: islamismo dilagante, la sostituzione procede spedita e a scorrere è il nostro sangue. Già. Stiamo scoprendo che gran parte degli attentati di questi giorni è stata portata avanti da islamici o da figli di islamici. Ne parliamo tra pochissimo. Minimo il tempo della canzone indipendente, lo sapete, ogni mezz'ora in rassegna stampa una pausa musicale, a volte importante come questa. Abbiamo il maestro Cacciapaglia. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Meditiamo con la musica del maestro Roberto Cacciapaglia. Questa era The Age of Now, tratto dall'ultimo album del maestro, Time to Be, e anche la tournée che parte il 25 marzo da Milano, si conclude il 24 aprile a Roma, un viaggio musicale tra emozione e spiritualità. Musica indipendente tra virgolette, ma lo sapete, ogni tanto facciamo questi strappi alla regola che ormai è stracciata, ma
il pianista delle 8, ogni mattina c'è un pianista, deve girare sempre roba buona e ogni tanto la facciamo davvero girare tra persone molto conosciute all'interno degli amanti del genere, perché se non frequentate musica strumentale, pianistica, classica, eccetera, Cacciapaglia, scommetto, non sapete proprio chi sia, così come non sapete certamente chi è il vincitore di Sanremo, Olli, ma oggi ve lo racconto bene chi è questo Olli. Intanto WhatsApp, certo. A proposito di Sanremo, mi scrive Piero, non puoi dire che non c'erano gay o lesbiche a Sanremo, semplicemente se qualcuno tra loro era gay o lesbica non l'ha fatto nello spettacolo, non si è travestito da donna, giusto Piero, vero, ognuno di noi poi ha una parte femminile nascosta che non sempre fa vedere, a volte sì, magari anche solo con una battuta, ma non c'è niente di male, questo volerlo mostrare a tutti i costi, l'essere gay o lesbica è ciò che dà fastidio un pochettino, è l'orgoglio gay, d'altronde è quello, tutti questi festeggiamenti che fanno a giugno mesi e mesi proprio per far vedere che io sono gay. Vabbè, mentre invece se fai vedere che sei uomo, allora, patriarcato. Vediamo un po' di messaggi, sì, ne stanno arrivando a frotte, ragazzi miei, e sto qua tutta la mattina a leggerli. 3406709659, chi ci sta scrivendo, chi lo fa in questo momento potrà essere ricompensato. Mattarella ha perso un'altra occasione di tacere durante un honoris causa a Marsiglia, dicendo che la guerra in Ucraina della Russia è come l'espansione del Terzo Reich, un popolo russo che ha avuto oltre 20 milioni di morti dai nazisti e ha liberato mezza Europa sino a Berlino. Parli piuttosto dei suoi giudici subdoli e complottisti. Lo aspettiamo ancora, ma silenzio, e i nostri piccoli politici lo difendono come si fosse offeso all'Italia. La risposta russa è indirizzata personalmente a Mattarella, meritata, scrive Maurizio. Vero, parzialmente visto dalla Russia sicuramente, eccetera. E come dico sempre, la verità sta nel mezzo, certo. Questa è una radio che si chiama Radio Libertà ed è giusto sentire anche chi la pensa in modo diametralmente opposto da ciò che l'Italia ha voluto rappresentare. Corrado, Queschile Catif, vediamo cosa scrive. Buongiorno a tutti, ma come mai fanno le riunioni europee a casa del Macron e il suo marito, e c'è anche l'Inghilterra e il suo marito? E c'è anche l'Inghilterra, ma non è fuori dall'Unione Europea? Lo ridico, se avessero un po' di palle i nostri governanti italiani uscirebbero subito dall'Unione Europea e dall'euro. Il mondo è cambiato, sveglia! E bravo il nostro Corrado, lo è un picconatore mattutino. C'è anche un messaggio audio sul cursore, vediamo che dice. Buongiorno Sammy, Buongiorno. qui Salvatore dalla Germania. Quella. Ogni mattina una mia riflessione. Bravo. La mia riflessione di oggi, che so che parlerai anche di Sanremo. Ma no. Ma secondo voi, secondo tutta l'Italia, potrebbe vincere una come Giorgia, di nome Giorgia, che poi sarebbe stata mandata all'Eurosong Festival e lì avrebbe anche magari vinto per la sua unica voce mondiale. È vero. No, hanno fatto vincere l'autotune. Che grandi che siamo noi italiani. Stiamo cadendo proprio nella cosa più misera che c'è nel mondo musicale. Quella cosa lì. Vi ringrazio, buona giornata e ciao. Ciao, bella riflessione comunque, perché sapete chi vince Sanremo poi ha diritto ad andare all'Eurofestival a rappresentare l'Italia. Oddio, questo Olli sembra un po' troppo serio, un po' siciliano, questi baffetti, che invece è di Genova e sì, ha fatto una canzone che non si capisce niente di quello che canta, è arrabbiato, è incazzato, è deluso, però non istiga la violenza, eccetera. Questa è una cosa bellissima. Tu dici, ma che cosa c'entra con l'Eurofestival? È giovane, questo è importantissimo, perché l'Eurofestival, i vecchiettini, avesse vinto Ranieri. Ranieri non pervenuto, un pochino mi spiace, però la canzone effettivamente non mi ha colpito. Giorgia all'Eurofestival vuoi mettere, però non è ancora detto, perché Olli ha detto che ci deve pensare e non è mica tanto sicuro di andarci all'Eurofestival, per cui potrebbe andarci qualcun altro dopo di lui. Oddio, quello che c'è in classifica dopo di lui è Lucio Corsi, che
è simpaticissimo, mi è piaciuto, ha raccontato una cosa bellissima, volevo essere un duro. Chi di noi vorrebbe essere un duro, ma poi ha tante paure, tante delusioni, e lasciamolo fare agli altri duri, assolutamente. Però non so, ce lo vedreste voi all'Eurofestival? Al numero 3 Bruno Risas e l'albero delle noci, anche qui che racconta dei nostri figli che diventano grandi, noi non li riconosciamo più, e vabbè, e torneremo sull'argomento. Certo, il bello di avere una radio è che la sfruttiamo. Corsi comincia ci sono delle interferenze, non capisco. Chi è che mi stanno boicottando? Corsi somiglia a Peter Gabriel quando era nei Genesis, oppure a Brian Eno nei Roxy Music. Roberto da Monza, complimenti. Sì, è interessante soprattutto perché non ha ancora spiegato perché si dipinge la faccia di bianco, modello fantasma, quel film dei due fantasmi morti, eccetera. È una persona originale e soprattutto è molto genuino. Piace questa cosa, il fatto che sia genuino sto tipo, e mi fa venire voglia di andare a rispolverare i suoi vecchi album, perché questo è il quarto album, ragazzi miei, e da una parte sono contento perché vuol dire che ha cominciato da indipendente, poi certo ha conosciuto personaggi più importanti, eccetera, ma si è fatto una bella gavetta. Lo trasmettiamo e lo trasmettiamo in mattinata, promesso anche lui, facendo i famosi strappi alla regola. Ce lo sentiremo alle 11:30. Lucio Corsi, volevo essere un duro. Ancora i WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno, per favore ricordiamoci che qui c'è una capo clown che ha vinto le elezioni per il suo turbo-atlantismo e per il suo sostegno all'altro comico fino alla vittoria, ossia più non capisci nulla, meno fai l'interesse dell'Italia, più vinci le elezioni. Che messaggio criptico, ragazzi. Buongiorno Sammy, concedimi la tua voce e fai da tramite alle mie congratulazioni al neosegretario della Lega Brianza Fabio Ghezzi, auguri, e al team del direttivo eletto questa domenica per acclamazione al congresso. Inizia una nuova pagina. Grazie al commissario uscente Andrea Villa, figo Andrea Villa, che da solo e senza una squadra ha retto la sezione Monza e Brianza attraverso questi ultimi anni contraddistinti da grande euforia dal 2018, ma anche enormi difficoltà. E vai, Stefano ringrazia, saluta e soprattutto noi facciamo i complimenti a Fabio Ghezzi, neo segretario della Lega Brianza. Avremo modo certamente di sentirlo. Vicepresidente Vance, grandissimo, persino meglio di Trump, ha messo sotto accusa la gang di Manigoldi che ha preso il potere in Europa. Sono folli guerrafondai, un vero pericolo per la sicurezza del mondo. Agiscono sempre contro i loro popoli, importando milioni di clandestini illegali. Sono i veri responsabili dei loro sanguinosi attentati terroristici. Impongono un'asfissiante censura, annullano le elezioni se i risultati non sono quelli previsti, impongono teorie economiche pazzesche che impoveriscono la gente, devono essere cacciati. Ora aspettiamo con fiducia, come dice bene lo scrittore latino Lattanzio, la fine dei persecutori. WhatsApp al 340 6709 659. Dai, datevi da fare, gli altri li leggo tra pochissimo. Ora mi rituffo certamente nei quotidiani, partendo da quelli meno conosciuti stavolta. Famolo strano. Dove andiamo? Sul Foglio oggi parla Marina Berlusconi. Vediamo che dice. Trump non va demonizzato, ma le sue mosse assomigliano ad atti di bullismo. La fine della guerra non coincida con la resa di Kiev. Qui ognuno la scrive in modo diverso. Kiev l'ha scritto. L'Italia liberale con meno burocrazia, meno tasse e più liberalizzazioni. I matrimoni gay a favore. Intervista a tutto campo con il capo di Fininvest. Oggi sul quotidiano Il Foglio parla Marina Berlusconi,
che sta parlando un po' troppo per essere una che non vuole entrare in politica. Sarà. Italia Oggi, quest'oggi, ci parla invece dei vincoli di Bruxelles sull'IA. IA, che è sempre quella famosa intelligenza artificiale. Quella lì, avete capito? Il regolamento UE sull'intelligenza artificiale ne consente l'uso per la pubblicità commerciale, il merito creditizio, l'assistenza personale, eccetera, a certe condizioni. Sdoganata quindi l'intelligenza artificiale usata per la pubblicità commerciale mirata, che assegna un punteggio ai clienti, via libera anche all'intelligenza artificiale che valuta il merito creditizio, a quella con sembianze umane che tiene compagnia, a quella che influenza il comportamento ma a fin di bene, come far smettere di fumare o insegnare l'inglese. Sono alcune delle eccezioni al lungo elenco degli usi vietati dall'articolo 5 del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Se serve, ragazzi, come nel caso sanitario, ragazzi, io penso che sia importantissima. In altre situazioni fa paura, continuo a dirlo, questa cosa fa paura, anche se prossimamente avremo tutti un robottino che girerà per casa, che assomiglierà molto a qualcuno che vorremmo, eccetera, e avrà un profumo. Sì, oggi ne parla un giornalone. Il robottino avrà un profumo di robot, profumo di che? E lo scopriamo, e calma, siamo sempre su Italia Oggi. Rottamazione si allarga alla platea dei potenziali beneficiari. Tutto da scoprire quest'oggi, il quotidiano. Italia Oggi, tossisci tu e tossisco anch'io. No, ci sono i bacilli, ce li scambiamo queste. Poi anche solidarietà col regista, permetti, bisogna essere solidari, poi ci spruzziamo tutti i vari spruzzini per uccidere i germi, stavo dicendo i vermi. Sto guardando se ci sono altri quotidiani che meritano, perché oggi è lunedì, ce ne sono un po' di meno. La Gazzetta del Mezzogiorno del lunedì scrive come titolo principale: vivere è un lusso, bollette alle stelle, caro casa, il governo corre ai ripari. L'indotto Ilva chiama Baku e Jindal, tutelate il lavoro. E allora, aspetta un po' che me lo scrivo, vivere è un lusso, questo titolo glielo leggiamo alle ore 9 al nostro ospite, lo sapete, come ogni mattina, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte. Bollette alle stelle, no, perché è l'argomento del giorno, di ogni giorno, e troppo spesso i quotidiani sono quasi obbligati a cambiare argomento e ci sono notizie che arrivano su in prima pagina. Guarda le cronache di Napoli, bimba di 9 mesi sbranata dal pitbull, vediamo come la mette su. I genitori sono stati sentiti dagli investigatori, l'uomo ha dichiarato di essersi addormentato e di avere trovato Giulia coperta di sangue. C'aveva un sonno molto molto potente, a Cerra sotto shock, la piccola era in casa con il padre mentre la madre era al lavoro. Così si ferma il quotidiano Cronache di Napoli, che noi molliamo, e anche volentieri, perché sono notizie terribili che ci ricordano, insomma, come quando hai degli animali pericolosi in casa e magari devi prendere piccole precauzioni, nonostante siamo tutti animalisti, vogliamo bene agli animali, però, insomma, il Fatto Quotidiano, dai, vediamo cosa scrive. Tregua già a Pasqua, a Riyadh i negoziati, a Parigi i piagnistei. Ed è vero, ragazzi. Ucraina, USA e Russia preparano la vera trattativa, l'Europa si consola, c'è Macron a casa di Macron. Il Fatto Quotidiano parla anche di Sanremo in calo alla fine. Conti perde 1 milione di telespettatori, lo dice il Fatto Quotidiano, o se lo dice lui, a noi sembrava il contrario. Festival normalizzato, vince Olli,
Giro Donà, e anche qui c'è un po' di polemicuzza, perché questo Olli, insomma, e anche questi maschioni che hanno vinto nelle prime posizioni, sì, ma chi c'è dietro? C'è dietro una tale Marta Donà, che è una manager molto brava, e guarda caso tutti quelli che hanno vinto Sanremo negli ultimi anni sono sotto di lei, ma è un caso, gli è andata di culo, diciamolo, stai lì sempre a pensare male. Festival normalizzato, vince Olli del Giro Donà secondo l'alieno Corsi, che comunque ci piace, e come se ci piace. I tagli di Meloni affossano i comuni su opere green, sul fatto economico. Con l'azzeramento dei fondi scatta l'addio agli investimenti. La manovra per il 2025 ha cancellato 8,5 miliardi ora spalmati fino al 34, e nell'Anci si litiga. Sarà, ma io vedo che in paesini e paesotti siamo alle comiche, si rifà qualunque cosa si riesca a rifare con i soldi del PNRR, ci si inventa le robe più strane da costruire. Sì, dai, costruiamo, che ci vogliono, ci abbiamo i soldi, costruiamo. Il quotidiano Il Giornale, vediamo un po' come apre quest'oggi. Il summit di Parigi, Ucraina, l'azzardo di Macron. Oggi Meloni al vertice, anche Bruxelles ha dubbi sulla strategia francese. Marina Berlusconi, Trump non distrugga l'Occidente. Una riunione urgente convocata a stretto giro dopo il disastroso esito della conferenza di Monaco per provare a restituire voce all'Europa messa alla porta dagli USA. Emmanuel Macron chiama a raccolta a Parigi le potenze europee, Giorgia Meloni tra i protagonisti. E meno male che Meloni c'è. La tragedia da Acerra, sbranata a 9 mesi dal pitbull, era a letto col padre, le due versioni del genitore. E poi, no, scusa, se tossisci tu devo tossire anch'io. Democrazia si chiama questa. Multe e salute, l'alcol in crisi, dal vino ai distillati, consumi in calo, crolli in borsa, non si beve più, la miseria. Il 2020 è colpa di Salvini, io lo so, è stato l'annus horribilis 2024 per gli alcolici, il consumo mondiale è calato, quindi Salvini, la sua colpa è mondiale, è calato del 2,6%, il consumo mondiale è calato. I big del settore hanno patito perdite pesanti sui mercati, colpa dell'inflazione, ma anche di una demonizzazione dell'alcol, che ormai è il nuovo tabù dell'Occidente. Io ce lo vedo, Matteo Salvini che prossimamente farà la pubblicità del vino senza alcol, scusate, arriverà col ditino puntato dicendo: tu puoi bere vino ma senza alcol. Ce lo vedo, si scherza naturalmente, ma anche la birra senza alcol, ma non fa mica schifo la birra senza alcol, è chiaro, devi scegliere quella giusta, però io ce lo vedo, Matteo, tu puoi andare dove ti pare con la birra senza alcol. Scherziamo, ci mancherebbe, ogni tanto ci piace scherzare anche su noi stessi, perché chi vi parla è un bevitore, non accanito, ma insomma, se c'è da farsi una bottiglia ce la facciamo, ma anche un leghista celodurista molto duro, fin dal 1987. Il caso Bolzano, ma su che quotidiano siamo? Siamo sul quotidiano Il Giornale. Già, Il Giornale con Felice Manti a pagina 9 svela il caso Bolzano. Il neonazi, il quindicenne ragazzino neonazi, di cui non si sa niente, giustamente, per ripararlo a solo 15 anni, è figlio di islamici. Dan da da dan. E qua naturalmente ci fermiamo, mollando il quotidiano Il Giornale, portandovi ancora più avanti a leggere il resto del Carlino, QN, ma l'ho già letto, sai, c'è qualcuno che me lo richiede, dice che noia, lo vuoi di nuovo? E io vi leggo la Stampa, il quotidiano La Stampa intervista Tajani, e quindi è assolutamente imperdibile. Anche gli Stati Uniti dovranno difendere Kiev. Marina Berlusconi, Trump rottama l'Occidente? Punto di domanda.
Non si fa la pace senza Europa, sappiatelo. Ucraina, oggi vertice da Macron. I dubbi di Meloni, vanno evitate pose contro gli Stati Uniti. La posa contro gli Stati Uniti quale sarebbe? Oggi a Parigi i leader della vecchia Europa proveranno a giocarsi il loro posto al tavolo dei negoziati per il futuro dell'Ucraina e in attesa di partecipare ai colloqui dovranno fare i compiti a casa, come ha chiesto la nuova amministrazione USA. Tajani, non c'è pace senza gli europei, usiamo le sanzioni. In centropagina sulla Stampa oggi intervista Conte, no a più armi, porto l'Italia in piazza, scrive con Alessandro De Angelis, il leader dei 5 Stelle. Giuseppe Conte autocritiche non ne fa rispetto all'equidistanza tenuta prima del voto tra Joe Biden e Donald Trump. Mi ero riservato di giudicare i fatti e come ho criticato la postura bellicista del prima, ora giudico pericoloso l'offensiva unilaterale del secondo. Il presidente dei 5 Stelle dice alla Stampa: se Trump ci scavalca è perché l'Europa e l'Italia sono state incapaci di definire una strategia politica, uno spettacolo deprimente. Meloni e soci hanno pensato di vincere con le armi, mentre avrebbero potuto vincere solo con la politica e la diplomazia, diventando protagonisti del negoziato e nella definizione di un nuovo orizzonte di pace e sicurezza per l'Ucraina e le restanti crisi. Juve da urlo, vi interessa? Derby d'Italia, l'Inter battuta con una magia di Consecao, bianconeri al quarto posto. L'inchiesta sulla Stampa di Stampa e di Spalla, dai mutui alle ferie, la vita in prestito degli italiani, ecco chi non ce la fa. Più di un italiano su 2 vive con un prestito sulle spalle, con una rata media che pesa 278 euro al mese, anche di più, grazie, e crescono i prestiti personali richiesti. Un altro sondaggino sul quotidiano La Stampa è quello di Alessandra Ghisleri, che parla del terzo mandato. Il terzo mandato sarebbe bocciato da 2 italiani su 3. Da un sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta risulta che un cittadino 2 scusami, lo state vedendo in radiovisione, non sono io che sono imbecille, risulta che un cittadino 2, cioè c'è proprio lo spazio, manca su 2. E io non so, quelli della Stampa, ma li rileggono gli articoli, vedete come non gliene fotte nulla anche di voi che spendete. Quanti soldi devo spendere oggi per comprare la Stampa? 1,70 €. Ladri, in senso buono naturalmente, fanno il loro lavoro, però almeno rileggere la prima pagina prima di schiacciare Stampa. Abbiamo imparato tutti a farlo anche a casa nostra. Prima di stampare una cosa, rileggiamo. Va bene, ok. Qui, no, perché poi quelli che fanno la rassegna stampa fanno le figure di merda, dici, non sa leggere, Sammy Varin. È vero, un cittadino su 2 è contrario alla possibilità di un terzo mandato di governo per i presidenti delle regioni. Un cittadino su 3 è invece favorevole. Tra coloro che si dicono favorevoli a votare questa proposta si riconoscono il 58,8% degli elettori di Forza Italia, stiamo parlando di terzo mandato, che quindi sono più favorevoli loro, perché quelli della Lega sono il 55,5% e il 45,5% degli elettori di Italia Viva. E quindi la maggioranza di coloro che reputano la proposta dannosa vede il 45,6% di Fratelli d'Italia, nonché tutte le opposizioni schierate. Azione è l'unico partito i cui elettori non si dimostrano risoluti in una scelta, perché non hanno capito bene di cosa si tratta. Terzo mandato bocciato da 2 su 3. Anche questa domandina che magari li facciamo alle ore 9. Abbiamo il capogruppo della Lega Molinari. Molliamo anche questo quotidiano e un altro girettino volentieri sulla prima pagina di Libero. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Su cosa sto? Il titolo principale si chiama Diplomazia frou-frou, l'ultima macronata. Ucraina, il presidente francese improvvisa un vertice a Parigi, piano americano per l'accordo sul cessate il fuoco
entro Pasqua. Daniele Capezzone, il suo editoriale dal titolo "Il soufflé dell'Eliseo è già gonfio". In centropagina Marina Berlusconi: spero che Trump non rottami l'Occidente, ma non vuole mica entrare in politica, no. Proposta delle imprese, energia, come tagliare 12 miliardi in bolletta. Quest'oggi sul quotidiano Libero, che in taglio alto ha naturalmente Sanremo. Conti uomo nero, attiviste scatenate, delirio delle femministe, a Sanremo il patriarcanto, ok? Non patriarcato, ma patriarcanto. 5 maschi finalisti e subito scoppia la polemica contro il conduttore, scrive Alessandro Gonzato. Scusate, nessuno che gridi a razzismo, sveglia, a Sanremo non c'era neanche un cantante di colore, e questo è vero, ma come vi dicevo anch'io, neanche uno gay, una lesbica, un transessuale, un pansessuale, uno vestito da donna, possibile. Altro che il Papa Nero dei Pittura Fresca, ha dominato il potere bianco. Carlo Conti a parte, aggiornate subito le pseudo femministe che hanno strillato al patriarcato perché i primi 5 in classifica sono uomini. Ma vi pare le attiviste scatenate sui social sono riuscite ad attaccare il conduttore che ha rivolto alla provocante co-conduttrice Elettra Lamborghini una battuta "metti il turbo", e non hanno notato il pallore dei concorrenti? Se volete divertirvi, oggi sul quotidiano Libero, ma poi di Sanremo parleremo anche questa mattina alle 11:30. Arriva Patrizia Rossetti, che a Sanremo c'è stata davvero a presentare. Siamo sempre sul Libero e tra i titoli in prima pagina c'è anche la tragedia di Acerra, sbranata a 9 mesi dal pitbull del papà. Questo ed altro tra pochissimo. Il tempo della pubblicità e delle meteo e della canzone indipendente, che non è tanto indipendente ma ne vale la pena, assolutamente sì. Simone Cristicchi, Quando sarai piccola. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana disturbato dal passaggio di molte nubi e qualche pioggia. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con piovaschi sulle regioni centrali tirreniche, specie in Toscana, più asciutto sulle altre zone. Nel pomeriggio cielo coperto al sud, piogge tra Puglia e Calabria. Bel tempo al nord, nubi nelle zone interne di Marche e Abruzzo, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in leggero rialzo. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gar di vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i maroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua e poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro.
78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 44 08, 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La canzone che ha emozionato Sanremo e tutti noi, tanto che insomma si sono alzati in piedi tutti quanti quando Simone Cristicchi ha concluso questo pezzo. Il pezzo si intitola Quando sarai piccola e parla di una realtà che purtroppo prima o poi accade, vedere i nostri genitori invecchiare con tutte le problematiche seguenti e quindi loro hanno fatto tanto per noi e noi cerchiamo di rispondere loro facendo tanto quanto possibile per loro. È una canzone senza tempo, si scrive oggi sui quotidiani, un qualcosa che a differenza di altri pezzi resterà
Poi, chiaramente, quella frase e quella rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare che sfiora un po' tutti quanti noi. Simone Cristicchi naturalmente è un fascista, minimo, perché aveva già parlato di foibe, è contrario all'utero in affitto ed era stato escluso, abbiamo letto anche questa cosa, proprio 5 anni fa dall'allora capo di Sanremo. Avete capito di chi parlo? E quindi la polemica parte anche da qui. E allora, a proposito di polemica, andiamo proprio sul quotidiano Libero, che all'interno, per la serie Telepartigiani, canta che forse ti passa, a pagina 2, subito le prime pagine di Libero sono su Sanremo, non mi accusate, ecco guarda Sammy Varin parla solo di Sanremo, e sul Libero, a pagina 2 parlo di Sanremo, devo fare la mia una rassegna stampa, devo pur leggere, no? Follie progressiste, trionfano gli uomini e le femministe sbroccano, patriarcato a Sanremo, attacchi anche a Conti. Tutti finalisti maschi, uno scandalo per attiviste e giornaliste di Area Dem che sbottano è il festival della restaurazione, sul podio 0 donne, il conduttore criticato per una battuta a Elettra Lamborghini, assurdo. Alessandro Gonzato svela tutte le polemiche sanremesi, e che ce ne sono parecchie veramente, mamma mia ragazzi, possiamo andare avanti fino a domani. Tanto rumore per nulla, a pagina 3, siamo sempre sul Libero, la dura legge del festival la spunta chi prende più voti. Sala stampa nel mirino per il mancato successo di Giorgia, però è stato il pubblico da casa a preferire altri. Si arrabbia anche Elodie, rispetto per le leggende, ma pure per le regole. Insomma, questa Elodie abbiamo capito che più che la cantante vuole fare quella che rompe le palle, ma gli viene bene, potrebbe benissimo passare a quest'altro lavoro. Visto che appunto non sono mai contenti questi LGBT eccetera, un qualcosa che un po' mi ha fatto male, però ve lo leggo. Il riconoscimento LGBT, sapete a chi è andato quest'anno a Sanremo? A Lucio Corsi. È proprio quello che volevo mandare in onda stamattina alle 11:30 e niente, non lo manderemo. Dai, non sono così bastardo, il Sammy bastardo. No. Però Lucio Corsi, quello che ha cantato Volevo essere un duro, che ha fatto il video carinissimo, io l'ho fatto vedere anche a mio figlio Elia, anche lui c'ha la mania per gli amplificatori e tutto quanto, lo dovete sbirciare. Poi è un video anche d'autore con attori fatti bene, sbirciatelo, non vi racconto niente. A Lucio Corsi il premio Queer Sanremo 2025. Ci sono le premiazioni ufficiali, quelle che celebrano i vincitori del Festival di Sanremo con polemiche annesse e connesse, e quelle collaterali fuori dall'Ariston. Ecco che in una di queste è stato assegnato a Lucio Corsi, secondo al Festival di Sanremo, il premio Queer Sanremo 2025. Queer è scritto queer, sappiatelo, istituito da Mia Arcigay, salutiamo, Imperia, con Agedo Genova, salutiamo anche questi, destinato all'artista che più si saprà distinguere per il suo impegno a favore della comunità LGBT+, sul palco o fuori. Riportiamo la motivazione che ha portato alla palma. Vince conquistando con la sua autenticità, coerenza e gentilezza. Vabbè, cosa c'entra questo gay, lesbiche e transessuale? Vince conquistando con la sua... non si tira a lucido per l'occasione, mentre tutti i gay lesbiche sono sempre vestiti di paillette eccetera, quindi non c'entra un cazzo anche qui, ma ha il coraggio di rimanere se stesso senza compromessi sanremesi. Sfoggia in prima serata un look riciclato da un precedente concerto, è vero, usa un testo che spazza via gli stereotipi di genere, e non solo, con la forza della delicatezza si presenta sul palco per la premiazione con una meravigliosa sciarpa arcobaleno, non avevo vista, che ricorda quelle fatte dalla nonna, e dopo la nonna lesbica naturalmente, e dopo la proclamazione del vincitore, che lo vede secondo sul podio, festeggia e abbraccia il commosso Olly con genuino trasporto, senza neanche una smorfia di fastidio per la mancata vittoria. Al festival si è piazzato secondo il Festival del Patriarcato. Così scrivono i gay che hanno premiato Lucio Corsi.
Cosa facciamo? Lo mandiamo in onda lo stesso alle 11:30? Ditemelo voi, cari ascoltatori, siete voi a comandare, siete voi che sganciate i soldi per aiutare Radio Libertà, ve lo ricordo, conto corrente postale 37671294 e grazie a quelli che in queste settimane ci regalano 5 euro per dire apprezzo anche te, Sammy Varini, incredibile, 340 6709 659, fatemi sapere se secondo voi merita ugualmente Lucio Corsi di essere trasmesso su queste frequenze. Sapete che per ben meno abbiamo tagliato artisti negli anni 90 e 2000 che semplicemente dicevano ai leghisti di non comprare i loro dischi. Leghisti, dischi, leghisti, dischi, dischi, leghisti. Sì, il nostro Francesco giustamente va a controllare, vediamo cos'è che hanno tolto. Sì, ce n'è. Ai tempi li avevamo tagliati, censurati, perché siamo una radio senza filtri né censure, ma quelli che ci trattano male, a noi che votiamo Lega, magari ne facciamo anche a meno, ma tutto è passato, siamo diventati buoni, siamo buoni, mica tanto, siamo sempre sul quotidiano Libero, è un qualcosa che è passato sotto traccia perché in queste ore si parlava solo di Sanremo, hai visto Sanremo, chi ha vinto Sanremo e sono tutti maschi e sono tutti l'omicidio in città che spaventa Milano, pagina 9. Il killer del panificio non sarebbe un professionista, parliamo naturalmente ciò che è accaduto alla fermata Gambara. L'assassino che ha ucciso un ucraino e ferito un suo connazionale avrebbe agito d'impulso e allarme sicurezza. Alessandro Aspesi. Potrebbe non essere stato un vero e proprio regolamento di conti, ma un delitto per motivi futili, quello che nella serata di sabato a Milano ha provocato la morte di un cittadino ucraino di 49 anni e il ferimento di un suo connazionale di 26. Un fatto allarmante dal momento che la sparatoria non è avvenuta in una delle tante periferie problematiche della città, ma a poche centinaia di metri dalla fiera. E anche se non siamo ai livelli della Palermo degli anni 80 o della Milano di Vallanzasca e Turatello, il Far West in centro città dovrebbe far riflettere il sindaco Giuseppe Sala e la sua giunta su quanto la sicurezza nel capoluogo lombardo sia un tema serio, decisamente più importanti di eventuali candidature o ruoli da federatore. Se ne parla quest'oggi e devo dire purtroppo solo sul quotidiano Libero. Vado avanti perché Libero si occupa anche dell'altra tragedia ad Acerra, a 9 mesi sbranata dal pitbull mentre dorme nel lettone col papà. Il cane ha azzannato la bimba al collo e alla testa, la mamma non c'era, il padre ha cercato di dare la colpa a un randagio. L'esperto: sono razze impegnative che vanno educate. Sapete che la Lega ha un progetto di legge proprio su questo. Sempre sul quotidiano Libero si parla anche di baby gang, aggredito con 20 pugni al volto, 2 minori arrestati per rapina, il bilancio dell'attività di controllo dei carabinieri della stazione del nucleo operativo della compagnia di Roma Trastevere, che hanno arrestato un 16enne e un 17enne, entrambi romani, gravemente indiziati dei reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Romani davvero? Romani de Roma? No, viene sempre il dubbio, a noi leghisti un po' razzisti. Andiamo sul Corriere, all'interno del Corriere, a pagina 10, la freddezza di Schlein con Sala. Lui dice: ciò che chiedo è chiarezza. Dal Salva Milano al centro, tutti i fronti. Il sindaco, oltre alle battaglie giuste, servono i risultati. C'è un po' di litigio, le tensioni. Il sindaco di Milano Sala, il cui mandato scadrà nel 2026, ha ribadito l'intenzione di proseguire il suo impegno in politica senza escludere una possibile candidatura alla regione Lombardia. No! Sala, che da tempo rimarca la distanza dalla leader del PD Schlein, sulle regionali sfida il partito. Non illudiamoci che arriva chissà chi e si vince. Non riusciamo a parlare al nord e prendiamo legnate. Come saggio Sala, Su Salva Milano, il DDL che sbloccherebbe decine di cantieri in città, il sindaco minaccia conseguenze politiche. La norma è passata alla Camera ma è ferma al Senato
anche per l'ostilità del PD. Dopo mesi di silenzio, esattamente da quando il Salva Milano è sbarcato in Senato provocando mal di pancia in molti senatori Dem, è allora che Elly Schlein interrompe bruscamente le comunicazioni con Beppe Sala, si limita a una battuta sul disegno di legge fermo a Palazzo Madama: troveremo una sintesi. Ma le tensioni su quel provvedimento rappresentano la punta dell'iceberg. Le ragioni dei non idilliaci rapporti tra il sindaco e la segretaria sono più profonde. Tutto da leggere l'articolo di Maurizio Giannantasio e Maria Teresa Meli quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. C'è naturalmente anche Marina è dappertutto, ma se volete leggere l'intervista originale dovete acquistare Il Foglio. Trump, forza centrifuga violenta, scrive la presidente Fininvest al Foglio, spero non diventi rottamatore dell'Occidente. A proposito ancora di politica, siamo a pagina 11, sempre sul Corriere, così le regionali agitano il centrodestra. Toscana, 3 candidati a 9 mesi dal voto, niente intesa sul meloniano Tomasi, i nomi di Forza Italia e Lega. Sì, la novità, se siete leghisti lo sapete, sui social circola già la fotografia della candidata della Lega per Regione Toscana, Elena Meini, capogruppo nella regione toscana della Lega. 37 anni, la conosciamo molto bene, la intervistiamo spesso, ma c'è anche il candidato di Forza Italia, Marco Stella, poca fantasia, anche lui, il capogruppo in regione, 53 anni, e poi niente, e non si sa, mancano 9 mesi al voto in Toscana, ma nel centrodestra più che colpi di fioretto volano vere e proprie sciabolate. Il risultato: i 3 partiti che reggono la maggioranza a Palazzo Chigi, dove già non mancano scintille, hanno infatti messo in campo 3 candidati diversi, una mossa kamikaze per una coalizione forte a livello nazionale, ma che in questo modo vanificherebbe ogni tentativo di provare a espugnare uno degli ultimi fortini rossi rimasti. Fratelli d'Italia ha schierato da tempo Alessandro Tomasi, è lui, sindaco di Pistoia, al secondo mandato, che nel 2017 riuscì nell'impresa di strappare alla sinistra la città medaglia d'argento per la Resistenza. La Lega, dopo più riunioni con gli alleati, è partita in contropiede candidando Elena Meini, 37 anni, capogruppo salviniana in Consiglio regionale e fedelissima dell'eurodeputata Susanna Ceccardi. Forza Italia, almeno per ora, non ha invece fatto un passo formale, ma i berlusconiani stanno puntando con decisione su Marco Stella, 53 anni, anche lui capogruppo in Consiglio e molto legato al leader Antonio Tajani. E che c'è di male? Che c'è? Noi ne abbiamo addirittura 3 di candidati. Guarda un po'. Naturalmente dall'altra parte c'è Eugenio Giani, 65 anni, il governatore uscente del PD, che correrà per un secondo mandato in Toscana. Chiaramente non avevano nessun altro da proporre. Avanti con le notizie, sempre sul quotidiano Il Corriere si parla di fine vita e del sondaggio che abbiamo visto noi della Lega e del centrodestra sui social. Fine vita spinta dalla base leghista, ora anche Salvini non esclude il sì. Se ne dice a pagina 13 del Corriere. Il sondaggio sui social del leader: i favorevoli prevalgono sui devoti, restano le incognite. Salvini, il situazionista, il vice premier, 3 giorni fa ha postato sui suoi social una domanda importante: sarebbe giusto secondo te che il Parlamento approvasse una legge sul fine vita per stabilire criteri, modi e tempi per permettere ai malati terminali di decidere in piena coscienza di porre fine alla propria esistenza? Il riscontro c'è stato, e come. Su Facebook la copertura ieri sera è stata di 657.595 persone, con 8.847 like, 6.349 commenti. Su Instagram copertura 724.218, 8.447 like, 6.349 commenti. La stragrande maggioranza dei pareri è stata a favore di una regolamentazione del fine vita. Per un leader come Salvini, il primo a esibire il rosario sul palco di un comizio,
non era scontato tastare il polso ai suoi sostenitori su un tema tanto delicato, anche se certamente non è la prima volta che lo fa, di certo ha colto il sentimento circolante, situazionista appunto. Chissà se è un modo per sostenere il governatore del Veneto, Luca Zaia, che sta preparando un regolamento per dare seguito alla sentenza del 2019 che sancisce l'ammissibilità del fine vita e che di questi argomenti già parlava nel suo libro I pessimisti non fanno fortuna, oppure una sorta di sostegno alla Lombardia, dove negli scorsi giorni c'è stato il primo caso di suicidio assistito. Diciamo che meno aperturista pare la Lega in Toscana. Giusto sabato scorso con gli alleati ha fatto un ricorso al collegio di garanzia del Consiglio regionale per fermare la legge sul fine vita approvata mercoledì. Oppure, chissà se hanno ragione i maliziosetti, ci sono anche maliziosetti sul Corriere, c'è chi sostiene infatti che l'iniziativa di Salvini sia nata in effetti il giorno dopo di aver visto su Sky TG24 un sondaggio realizzato da Utrend dai risultati assai nitidi: favorevoli 73%, 77%, contrari il 14%, 9 in non so. Ancora più intriganti i risultati sulla base della preferenza politica dei partecipanti: favorevoli all'eutanasia il 76% di Fratelli d'Italia, 75% di Forza Italia, 65% dei leghisti. Così quest'oggi se ne parla sul quotidiano Il Corriere, che non manca naturalmente di intervistare chi è andato in Svizzera. Io, mia sorella e quel viaggio per portarla in Svizzera, qui non avevamo certezze. L'ho aiutata, il verdetto della consulta non basta. Ancora sul Corriere? Sì, perché insomma ci sono decine di paginoni su tutti i giornali, anche sul Corriere, che riguardano proprio Sanremo. Sì, Olli, sull'Eurovision devo ancora decidere. Voglio metabolizzare tutto e uscire da quella bolla. Non rappresento l'immagine perfetta del 23enne. Non è mica sicuro che Olli vada all'Eurofestival. D'altronde, ricorda il Corriere, quando gli Stadio rinunciarono nel 2016 perché avevano altro da fare e al loro posto ci andrò una certa Francesca Michelin. L'intervista a Carlo Conti, finale troppo lunga, si è autoschiaffeggiato. Il mio Sanremo è baudiano, però ho fatto errori e chiaramente io vi chiedo se è piaciuto di più questo festival con Conti, modello ordine e disciplina, o se preferivate quelli più pieni di cacciara e anche di altre situazioni sessuali di Amadeus. Le lacrime di Giorgia nel mio sfogo, tanti anni di tensione. Con le regole di oggi nel 2024 avrebbe vinto Geolier, con Amadeus favorito Corsi e tutte le menate, tutte le polemiche che volete, compresa naturalmente quella su Cristicchi. Quando sarai piccola di Cristicchi, una canzone che sfiderà il tempo, ma soprattutto se ne è accorto anche il Corriere, il personaggio, la manager Marta Donà. E lei, la vera vincitrice di Sanremo e anche degli scorsi. 4 vittorie in 5 anni. Lei non canta, lei produce. 3 vittorie consecutive, 4 in 5 anni. Dietro agli ultimi trionfi sanremesi, Olli incluso, c'è un denominatore comune che non passa inosservato ed è la presenza di Marta Donà, manager dei record. E lei, classe 83 e fondatrice di La Tarma Management dopo un passato d'ufficio stampa alla Sony, a seguire il cantautore genovese ad averlo accompagnato alla vittoria. È molto molto brava, ha un team molto competente. In realtà ci lavoro da poco, però diciamo che finalmente mi sento capito ed è una bella sensazione, ha commentato Olli. Tra i suoi artisti figurano anche Angelina Mango, vincitrice dello scorso anno, Marco Mengoni, trionfatore per la seconda volta nel 2023. Ma con Marta Donà stanno anche i Maneskin, quando vinsero nel 2021 con Zitti e Buoni e trionfarono poi all'Eurovision, cambiando però management poco dopo. Un successo dietro l'altro senza mai sbagliare un colpo, al punto che c'è chi sul web grida al complotto e fantastica su strategie
pilotate. Tan, da, da, dan. Se ne parla quest'oggi, spara incredibile, ragazzi miei, sul quotidiano Il Corriere. Mancano 3 minuti alle 9, alla canzone indipendente delle 9, poi arriva Riccardo Molinari, faccio in tempo a leggervi il quotidiano, il giornale. Vediamo all'interno, ecco una cosa che dice soltanto il giornale. A pagina 9, l'allarme terrorismo internazionale, il neonazi di Bolzano, ricorderete, il quindicenne arrestato, italiano di seconda generazione ma perfettamente integrato, l'ha scoperto il quotidiano, il giornale, figlio di islamici, ci dice Felice Manti. Abbiamo il radicalismo islamico in casa e non riusciamo a vederlo. Succede quando la politica colora le notizie di cronaca a suo uso e consumo. Qualche giorno fa Digos e antiterrorismo a Bolzano hanno arrestato un italiano di 15 anni aderente a un gruppo satanico e neonazista. Secondo quanto raccontato dal questore della provincia autonoma di Bolzano Sartori, il ragazzo, oggi recluso nel carcere minorile di Treviso, era pronto a compiere attentati, a fabbricare bombe grazie ai tutorial trovati in rete, a uccidere qualcuno videoriprendendosi per trasmettere le immagini in un sito internet russo del dark web soltanto come garanzia di lealtà, per dimostrare di poter essere considerato uno di loro. Ma loro chi? L'identità del ragazzo è blindata ai cronisti, come è giusto che sia, ma il giornale è riuscito a sapere che non si tratta del suprematista bianco xenofobo di cui straparlava la sinistra, ma di un italiano di seconda generazione, nato in Italia e figlio di immigrati del tutto estranei alle indagini, provenienti da un paese islamico che sforna clandestini a nastro. Un ragazzo perfettamente integrato con il territorio, tanto da parlare correttamente italiano e tedesco, ma pronto al martirio per la causa dell'Islam. Così si parla solo e soltanto quest'oggi a pagina 9 del quotidiano Il Giornale. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Buongiorno a tutti, buongiorno alla radio. Allora, il mio brano appena uscito, appunto Love is Giving, è un brano che ho scritto innanzitutto un paio di anni fa, quindi non è stato scritto adesso, ed è un brano che nasce tutto di getto in un pomeriggio un po', diciamo, nuvoloso d'inverno. Io amo arpeggiare con la chitarra e mi è uscita questa musica che mi ha fatto immaginare con un quadro, diciamo così, dove io mi trovavo praticamente in questa vallata bianca di neve, in un posto isolato e proprio dove non c'era nessuno. Ehm, e praticamente c'era un fiume in mezzo a questa vallata, molto, cioè piccolo comunque, e lì, attraverso questa musica che stavo arpeggiando e questi accordi, mhmm, mi sono, diciamo, è come se fossi entrata, diciamo, in pace, in una pace cosmica veramente, dove il silenzio diventava, una coccola. Quel silenzio che solo la neve dà, solo quei posti, perché dove c'è la neve c'è un silenzio veramente particolare. E quindi nasce così Love is Giving. È secondo me un balsamo per l'anima questo mio pezzo, una ballad, molto semplice, però io la amo proprio per questo. Vi ringrazio insomma di questa intervista e, di questa, diciamo, di questo messaggio che sono riuscita, a passare attraverso la vostra radio, e vi, do da parte mia un grandissimo saluto e abbraccio Che e grazie a onore, tutti. che onore a Alessandra Clemente, l'abbiamo tirata giù dal letto presto, ma così ha voluto salutare voi ascoltatori annunciando la sua bella nuova canzone Love is Given. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà il buongiorno. Radio Libertà, a quest'ora come ogni lunedì, il capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Un saluto a te, grazie per essere con noi. E qui c'ho le due fazioni diverse, glielo chiedono, glielo chiedo, ma io glielo chiedo, scusa, hai scritto anche tu sui tuoi social i complimenti per il vincitore di Sanremo e come minimo ti chiedo un tuo parere. Olli, balorda nostalgia, Ti è piaciuta la canzone? Guarda, io l'ho fatto più che altro per appartenenza di tifoseria, visto che Olli è un tifoso della Sampdoria accesissimo e nella settimana precedente tutti, diciamo, i profili social della Sampdoria in qualche modo sponsorizzavano Olli, che io ti dico la verità non conoscevo. Poi l'ultima sera l'ho visto anch'io a Sanremo, quando ho visto che ha vinto lui sono stato contento, diciamo, per la sua appartenenza calcistica. Se devo darti un giudizio sulle canzoni, penso che quella che fosse più toccante sicuramente era quella di Cristicchi, però insomma anche quella di Olli per i giovani penso sia una canzone molto ascoltabile che può avere successo. Sì, sicuramente nel suo target. Io sono stato lì un po' a pensarci perché ha scritto è uno di noi, il capogruppo della Lega, no? E ho detto uno di noi, dunque vediamo la vecchia Lega secessionista perché è di Genova, e quindi prima aveva detto proprio prima ho scritto Forza Doria, però quindi si capiva a cosa mi riferivo. Non c'ero arrivato, non ci sarei mai arrivato. Abbiamo quindi chiarito la situazione, uno di noi, nel senso che tifale. Dobbiamo dire tutto, veramente. Passiamo alle cose serie, perché oggi di Lega se ne parla moltissimo sui quotidiani, si parla anche di te, la tua intervista sul quotidiano La Verità, ma soprattutto si parla di fine vita. E già, oggi il Corriere cita il sondaggio sul fine vita che Matteo Salvini ha fatto sui social e la stragrande maggioranza sarebbe d'accordo di quindi trovare una legge che scriva la quadra su questo fronte. E il Corriere dice insomma che è stato anche un sondaggio coraggioso da parte di Matteo Salvini, che è stato il primo, lo ricordiamo, a esternare il rosario ai tempi. È vero? Beh, io penso che al netto poi delle convinzioni personali di ciascuno, il tema sia oggettivamente un tema su cui la popolazione chiede una disciplina e una risposta. E credo che sia sbagliato
chiudersi a riccio per appunto per ragioni di credo personale, per ragioni religiose, per diciamo altre motivazioni, chiudersi e non aprire una discussione. Io penso che la discussione vada aperta, peraltro soprattutto nelle regioni dove noi amministriamo c'è una forte richiesta, cioè la società è più avanti spesso della politica, no? Quindi c'è una forte richiesta di disciplinare il tema, e io credo che come la Lega è sempre stata, diciamo, sui temi etici un partito che lasciava la libertà di coscienza, credo che anche su queste discussioni bisognerebbe aprire una riflessione all'interno nel rispetto delle posizioni di tutti, lasciando, non dando un'indicazione di partito, ma lasciando a tutti, diciamo, la libertà di esprimere le proprie idee, provare a lavorare per una soluzione, anche perché, come giustamente ricordava Zaia la settimana scorsa, noi continuiamo a ragionare come se fine vita non ci fosse, ma in realtà fine vita c'è, perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale, se non sbaglio del 2019, che prevede che questa pratica, con determinate condizioni, con la valutazione di un comitato etico, scientifico, con dei medici dentro, eccetera, però la Corte Costituzionale ha affermato un diritto al fine vita e ha chiesto al legislatore di legiferare. E quindi il legislatore prima o poi dovrà farla una legge, perché il problema non è che si cancella, il problema c'è, e quindi penso che molto laicamente dovremmo anche noi aprirci a questa discussione partendo proprio dalle regioni dove amministriamo. Vivere è un lusso, titola quest'oggi un quotidiano del Sud, e parlando delle bollette che sono ormai alle stelle, e il giornale ci ricorda che sul fronte fisco c'è un duello aperto tra Lega e Forza Italia, Salvini per la rottamazione delle cartelle, Forza Italia per il calo dell'IRPEF. La troviamo la quadra? Allora, io credo che come centrodestra ogni qualvolta si parla di taglio di tasse dovremmo essere tutti d'accordo, perché era nel programma elettorale. Come nel programma elettorale c'era quello che sta proponendo la Lega, cioè c'era la rottamazione delle cartelle e la pace fiscale. Quindi io non vedo le due cose in contraddizione. Mi pare che Forza Italia faccia il gioco del +1, visto che il tema della rottamazione su 10 anni è un tema molto sentito. È una proposta che sta facendo la Lega, ma che nasce dalle osservazioni dei commercialisti, delle imprese. Sono anni che il mondo economico ci dice che le rottamazioni precedenti non hanno funzionato perché le rate non erano tutte uguali e la dilazione temporale era troppo breve. Le prime erano 18 mesi, poi sono state 5 anni. Serve più tempo per permettere a chi ha dei debiti col fisco, e parliamo sempre di persone che hanno dei debiti avendo fatto la dichiarazione dei redditi, quindi non parliamo dell'evasore fiscale che elude il fisco e non paga le tasse, ma parliamo di chi ha dichiarato le tasse ma non ha potuto pagare per tanti motivi. E allora è chiaro che parliamo di milioni di persone, e un provvedimento come la pace fiscale vorrebbe dire permettere a questi milioni di persone e di imprese di ritornare a operare legalmente, in chiaro, e permetterebbe allo Stato di incamerare risorse che oggi ha solo sulla carta a bilancio ma che non potrebbe recuperare, e soprattutto poi queste persone, tornando a lavorare legalmente, di produrre nuovo reddito, nuovo PIL e quindi di conseguenza anche nuove entrate. È un provvedimento che cambierebbe la vita a tante persone, e io credo che su questo dovremmo essere tutti quanti d'accordo, e la Lega non ha intenzione di mollare, perché è un'esigenza che viene dai territori, che viene dalle imprese, che viene da quel ceto produttivo che il centrodestra deve rappresentare. E il taglio dell'IRPEF, per carità, io dico solo questo: nella scorsa legge di bilancio abbiamo smesso 4 miliardi sul taglio dell'IRPEF, passando dall'aliquota dal 25 al 23%, alla fine vuol dire in busta paga trovarti 20-30 euro in più all'anno, cioè in quanti se ne sono accorti. Una cosa invece come questa vorrebbe dire cambiare la vita a milioni di persone e permettere allo Stato di rincamerare un sacco di soldi. Quindi penso che la pace fiscale, tra le proposte che ci sono in questo momento della Lega, sia quella più impattante. Comunque proposte assolutamente forti che servono alla gente, anche perché dall'altra parte, lo sappiamo, l'ossessione è quella sulla patrimoniale. Cosa succede questa settimana? Cosa c'è in programma questa settimana in Parlamento di interesse ai nostri ascoltatori? Molinari. Questa settimana iniziamo oggi. Oggi avremo il voto di fiducia sul decreto emergenze PNRR, quindi un decreto molto tecnico, nel senso sull'applicazione del PNRR, e poi avremo un'altra fiducia in settimana sul milleproroghe, il decreto milleproroghe che arriva dal Senato e che sarà approvato in via definitiva entro la fine della settimana alla Camera. Quindi diciamo che i due provvedimenti principali sono questi, e poi sempre giacente
la mozione di sfiducia alla Santanchè, ma credo che non verrà discussa questa settimana. E allora non possiamo che salutare e ringraziare il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Buon lavoro e alla prossima. Grazie Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto a tutti voi, certo, ma dove pensate di andare? Tra pochissimo io apro le linee allo 0292947222. Restate lì. Qui Parlamento. Non prima di essere tornato per un attimo, come ricordato con Molinari, a pagina 10 del quotidiano Il Giornale. Fisco, duello aperto, Lega, Forza Italia. Salvini insiste sulla rottamazione, gli azzurri sul calo IRPEF, ipotesi di compromesso. E come dicevamo appunto, dall'altra parte però le mosse dell'opposizione sono tutte sulla patrimoniale ossessione della sinistra, ma la nuova tassa divide anche loro, scrive Domenico Di Sanzo. Schlein ripropone il solito tormentone fiscale, il campo largo già si spacca, dubbi dei riformisti. Intanto Calenda è stato rieletto, ma con polemica, sappiatelo. Avanti con le notizie, e questa è bella, importante e interessante, su quotidiano Il Giornale a pagina 13, l'aspirina che tra le sue tante funzioni avrebbe anche quella anticancro. 2 studi hanno provato che assumere piccole dosi di acido acetilsalicilico per anni previene i tumori colon rettali e gli oncologi iniziano a prescriverla. Pensate, questo principio attivo sintetizzato dal chimico francese Gérard nel 1853, commercializzato per la prima volta dalla Bayer nel 1970. Serve a tante cose, tra cui anche a prevenire il cancro. Ancora quotidiani all'interno, ad esempio, del quotidiano QN, Il Resto del Carlino, anche qui rottamazione o IRPEF, sfida Lega Forza Italia, ma mancano le coperture, bollette sempre più care, giusto agire. Lo scrive Gabriele Canè con la specifica decreto in arrivo, e qualcosa si muove. L'emergenza però di cui vi parlo a pagina 10 è quella dei baby migranti, l'altro volto degli sbarchi. In Italia senza genitori, generazione di fantasmi. In un decennio sono approdati nella penisola 120.000 minori non accompagnati. Inverno di Save the Children dice restano bloccati per anni nei centri di raccolta. Ma quello che importa a noi è poi che fine fanno qua in Italia, e la fine che fanno, lo sapete, è nelle baby gang o ancora peggio. Ci ricorda il quotidiano nazionale, uno specchio che abbiamo davanti a noi da anni ma non lo guardiamo, cosa succede in Francia, nel cuore di Parigi. La comune dei senza tetto occupata da 400 ragazzi, ad esempio. Quel teatro Gauthier Lyrique è diventato un dormitorio, polizia pronta a sgomberare. In Francia è esplosa l'emergenza dei minorenni stranieri soli e allo sbando. Tutto da leggere, questo articolo che ci spiega come quello che sta accadendo in Francia poi è lo specchio di ciò che accadrà nel nostro paese. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, una bella proposta a cui strizza l'occhio anche il centrodestra, pagina 7, un assegno a chi è stato ingiustamente in cella. Il DDL proposto dai radicali ispirato a Zuncheddu, il pastore sardo in carcere senza colpa per 32 anni. Alle vittime di errori giudiziari una somma mensile fino al risarcimento. E ricordiamolo, questo risarcimento, se ti mettono in galera ma poi ti liberano dopo anni, decenni, con tante scuse, e questo risarcimento arriva a volte dopo anni, anche 10 anni. E nel frattempo, punto di domanda, se ne parla oggi a pagina 7 del quotidiano Il Tempo. Repubblica invece ci svela che profumo avrà il robot che tra poco avremo in casa. A pagina 19 la storia, note metalliche e aromi segreti
i robot avranno un profumo per distinguerli dagli umani. Un pool di scienziati ha creato Shendaya, un automa che ha un proprio odore, così costruiamo un'identità anche per loro. Parliamo dei famosi robot sociali, che sono macchine che interagiscono con l'uomo e sono già usate per assistere anziani soli, bambini con disturbi speciali e chi soffre di malattie come l'Alzheimer. Mentre la ricerca tecnologica va avanti, una delle domande che si ripropongono è questa: come progettare macchine che non si sostituiscano mai all'uomo? Gli studiosi hanno deciso di usare l'olfatto per creare un'identità distinta da quella umana. Così è nato Shendaya, il primo robot con un odore tutto suo. E non fate battute, mi raccomando. L'olfatto è un fattore potente della nostra socialità, radicato nella storia evolutiva. Quindi avremo un profumo. Anche il robot che avremo in casa avrà una sua profumazione tutta sua, ma uguale per quella di ogni robot. Non è che potete scegliere adesso, no, je veux le parisienne. Giuseppe Conte sulla Stampa, pagina 7. Meloni ininfluente, cheerleader di Trump. Mamma mia, una conferenza di pace con Cina e BRICS. Elsa Fornero, se preferite. L'Europa dai principi indeboliti non può dare lezione ai paesi islamici. Sì, siamo sempre sulla Stampa, questa volta a pagina 9, scambio di modelli e buone pratiche tra paesi del Golfo, la vecchia Europa e gli USA, ma c'è da chiedersi se l'Occidente abbia ancora da insegnare sui temi del lavoro. Scrive tutto Elsa Fornero quest'oggi sul quotidiano La Stampa, che si occupa però anche della faida regionali. Dalla Campania al Veneto le elezioni agitano i partiti. De Luca non vuole mollare e Fratelli d'Italia sogna il dopo Zaia. E ricordiamo che in autunno sono 6 le regioni chiamate al voto. Le regioni che andranno al voto nel 2025 sono la Campania, che deve scegliere il successore di Vincenzo De Luca del PD, le Marche, governate da Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia, la Puglia, guidata da Michele Emiliano del PD, la Toscana di Eugenio Giani del PD, la Valle d'Aosta con Renzo Testolin e il Veneto di Luca Zaia della Lega. Ancora sul quotidiano La Stampa, l'ennesimo sondaggio, questa volta sul terzo mandato, che non convince gli italiani. Solo 3 su 10 favorevoli alla riforma. Tutta l'opposizione contraria a cambiare la legge, anche nella Lega il 44,5% si schiera per il no, per il 73% dei più giovani vietarlo è l'unica strada per portare il rinnovamento nella politica. Sarà, ma che ne pensate voi? Apriamo le linee per 10 minuti, via 0292947222 per entrare in onda in questo momento con Sammy Varin, che intanto vi ricorda che a pagina 6 del quotidiano La Verità c'è l'intervista con il capogruppo della Lega che abbiamo appena ascoltato, Riccardo Molinari. La rottamazione non escluderà altri tagli alle tasse. Il leghista: è un'emergenza, va approvata entro l'estate. Trump alla Casa Bianca è un megafono per le nostre idee. E ancora, sulle regioni del nord, noi chiediamo agli alleati una considerazione maggiore. Zaia lo rivuole il territorio. La guerra in Ucraina deve finire. Questo ed altro, signori, a pagina 6 del quotidiano La Verità, con l'intervista a Riccardo Molinari. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, Nando di Pioltello. Buongiorno. Senti, io sul fine vita ci potrei anche stare, sono per la libera scelta. Mi preoccupa la legge sul fine vita, perché fin tanto che i servizi sociali, le ASL, le politiche, tutte le istituzioni italiane sono in mano a gente tipo Elsa Fornero, Roberto Speranza e Mario Draghi, forse una legge così non bisognerebbe farla. Bisognerebbe fare più che altro una legge per abolire l'omicidio di persona consenziente, così ognuno si organizza come cazzo gli pare. Lascio 2 righe per iscritto, io Nando autorizzo Sammy Varina a farmi la punturina,
io Nando autorizzo Sammy Varin a spararmi alla nuca e poi sono cavoli miei di come mi organizzo, senza mettere di mezzo l'ufficio complicazione e affari semplici di tutta la burocrazia senestrata, capito? Ciao. Grazie. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Carissimo Nando, noi che viviamo nel paese dell'ipocrisume del Vaticano non potremo mai fare una cosa di questo tipo, purtroppo. Allora, una battuta su Sanremo, Sammy. Quando Sanremo aveva un'anima, c'era la celesta nostalgia. Oggi che Sanremo non ha più un'anima, c'è la maledetta lì, cos'è, dannata nostalgia. Allora, una battuta non di Marco Mari che ha fatto radio per 30 anni, ma di mia moglie. Marco, le canzoni del Festival di Sanremo degli ultimi anni non hanno più un'anima, perché chi canta è freddo e arrabbiato, e allora quindi l'anima non c'è più. Questa è una battuta sua. Ultima cosa sull'Europa e su Putin, ma questi qua che ci governano, come pensano di riuscire ad entrare a fare le trattative con Putin? Sembrano i bambini dell'asilo che piangono perché sono stati esclusi, ma se sono 3 anni che noi spariamo addosso a Putin, gli diciamo di tutto, avendo fatto il megafono di Biden, anche quando con l'arrivo di Trump abbiamo continuato a dare addosso alla Russia. Per carità, siamo d'accordo, la Russia ha invaso l'Ucraina, però noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo nemmeno provato ad intavolare dei negoziati, abbiamo continuato a dare addosso, ben sapendo di non avere il physique du rôle, il fisico. Mica per niente Kissinger, e chiudo, diceva: l'Europa è un gigante economico, un nano politico, un verme militare. Come si fa a contestare quelle parole di Kissinger? Ciao Sammy. E come si fa a contestare i nostri ascoltatori, che sono sempre gli editorialisti più grandi, che fanno grande la nostra radio? 0292947222. Dite la vostra, io vi ascolto. Pronto? Sono io in linea. Buongiorno. Buongiorno, sono Adriana. Ciao. Caro Sammy, stiamo cascando ancora in una bella trappola. Mi riferisco al fine vita. Sono dell'idea che legiferare queste cose, queste scelte così intime della persona, sia veramente una cosa che porterà poi dei danni. Guardate la legge sull'aborto, è diventato ormai un anticoncezionale. Di conseguenza, il fine vita c'è già, perché basta dire non voglio accanimento terapeutico. Di conseguenza, ma perché dobbiamo aver bisogno di fare una legge? Ma sapete cosa vorrà dire? Guarda Sammy, che non ti sto parlando perché non ho più 18 anni e temo che mi facciano secca. Non è questo il problema. Ho già detto a mia figlia: se mi dovessi trovare in questa situazione, lasciatemi andare. Cioè, è grave, si lasciano andare le persone, ma guarda, ripeto, lo stanno già facendo negli ospedali. Certo. Per cui tiratevi fuori da questa trappola del legiferare una legge così. Non porterà a niente di buono. Permettimi, io sarò retorica, ma volevo dirtelo. Ciao Sammy. Grazie. È chiaro che ci si riferisce a certe patologie, per cui non sei in ospedale, eccetera, con certe patologie, sei a casa e semplicemente non riesci più a proseguire quella esistenza. E quando sei in fin di vita in ospedale sappiamo che basta una dose un po' più forte di morfina e ti addormenti, ed è una cosa bellissima a mio parere, è mio parere personale. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Sammy. Dario Valdobbiadene. Ciao. Volevo dire, quando l'Italia ha deciso di appoggiare l'Ucraina a seguito dell'America, al governo non c'era un politico, c'era un tecnico. Come c'è stato un tecnico tutte le volte che c'è stato a decidere qualcosa che ha cambiato radicalmente la vita degli italiani. Vediamo Amato, vediamo lo stesso Draghi, vediamo Monti, eccetera. Questa è la politica che abbiamo in Italia. Pochezza etica e pochezza di competenze. E andiamo avanti così. Adesso abbiamo appoggiato l'America sostenendo l'Ucraina, adesso l'America viene a risolvere i problemi che noi abbiamo creato sostenendo l'Ucraina, appoggiando l'America. Siamo proprio bravissimi. Vi ringrazio. Grazie. Un'altra chiamata al volo, pronto?
Pronto? Buongiorno. Senti, no, quando parliamo della guerra tra Russia e Ucraina ci dimentichiamo sempre il pregresso, no? Primo il colpo di Stato, no? Che c'è stato nel 2014, poi dal 2014 al 2022, prima che iniziasse, e poi ci sono stati anche gli accordi di Minsk, no? Minsk. Ci dimentichiamo sempre che dal 2014 al 2022 c'è stato praticamente il bombardamento quasi giornaliero delle forze naziste, dicono i ben informati ucraine, no? Prima dal primo presidente che ha preso il posto del filo russo, no? Yanukovych, non so come si chiama, e poi Zelensky subentrato nel 2019. Ecco, quelle cose lì ce le dimentichiamo sempre. Non è che la Russia sia adesso il marcio, il diavolo del pianeta. Comunque bisogna ricordare la verità. Ecco, la verità fa sempre bene a ricordarla. Grazie caro, intanto però striscia rossa sul Corriere, nuovo attacco della Russia a Mattarella, le sue parole avranno conseguenze, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. L'ultimissima telefonata, pronto? Caduta. Zakharova è tornata ad attaccare il Presidente della Repubblica in un intervento sulla TV di Stato dicendo l'Italia è stato il paese dove è nato il fascismo. E così ci fermiamo, signore e signori, bel momento politico. Tra pochissimo arriva anche l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi arriva l'America, poi arriva Giulio Cainarca con la sua auto da fe e il Semivarin ritorna alle ore 11 con decine di WhatsApp che stanno arrivando ancora adesso al 340 6709 659, ma parleremo anche di Sanremo con Patrizia Rossetti. Restate lì.